Napoli 1952. Il poeta cileno Pablo Neruda in esilio pubblica Los versos del Capitán, i versi del capitano, che ispireranno il romanzo e il film Il Postino, una raccolta di liriche dedicata, ma solo in segreto, all'amante Matilde Urrutia, che diventerà la sua terza moglie. Versi anonimi perché il poeta non vuol ferire la sensibilità della moglie Delia del Carril. Completata a Capri, la raccolta viene pubblicata a Napoli grazie ad artisti, scrittori ed esponenti del Partito Comunista. Tiratura limitata, solo 44 copie. Tra i finanziatori Renato Guttuso, Elsa Morante e Giorgio Napolitano, all'epoca giovane dirigente del PC. Los versos del Capitán tornano a fare notizia perché verranno battuti all'asta per la prima volta a Roma a fine marzo. Sulla copertina una testa di Medusa, un riferimento a Matilde, di cui Neruda amava i capelli ricci, rossi e scompigliati. I versi del Capitano hanno ispirato il romanzo di Antonio Scarmeta, Il Postino di Neruda, da cui è stato tratto nel 94 l'ultimo struggente film di Massimo Troisi.